1 Arazzi Bocco, Alessandro Gocciadoro, 2 Deimos Racing, Enrico Bellei. Macchina che si è messa in movimento agli ordini dello starter Mario Montanari. Mancano un paio di centinaia di metri al punto dello stacco per la finale della edizione 2018 del campionato europeo di Cesena. Stacco della macchina con Arazzi Bocco che prende il comando delle operazioni, Deimos Racing che rimane al suo esterno. Almeno per i primi 150 metri di corsa rimane lì a traccheggiare all'altezza del solchi dell'avversario, non gli dà tregua, troppa, non gli permette di riprendere troppo in mano i 200 metri iniziali in 14,5. Arazzi Bocco battistrada, Deimos Racing all'esterno. Questo è il cliché tattico deciso da Enrico Bellei una volta constatata la superiorità di Arazzi Bocco dietro le ali, 28,2, 400 metri iniziali da 1,10,5. Cerca di giocare sulle proprie caratteristiche Deimos Racing, quell'altro al vantaggio della corda, 42,5 i 600 metri iniziali, se le danno Arazzi Bocco e Deimos Racing a traguardo lontano. Si va a un giro dalla conclusione, i due divisi sempre da 3/4 di lunghezza, uno sempre alla corda, l'altro sempre al largo, 56, spaccato gli 800 metri iniziali, il secondo quarto più veloce del primo, 27,9 contro 28,2, ora si butta in corda Deimos Racing quando il chilometro se n'è andato in 1,10,1, Arazzi Bocco a 1,25 di margine nei confronti di Deimos Racing, a 500 metri dalla conclusione del campionato europeo. Arazzi Bocco che allunga, mette assieme 1.200 in 1, 24,2, 14,1 la dritta di là, 28,1 la terza frazione con Arazzi Bocco che ha 2 lunghezze e mezza di margine nei confronti di Deimos Racing. All'ingresso della dritta arrivo 14,5, anche l'ultimo paletto della curva. Arazzi se n'è andato da Deimos Racing, va anche per il ciocco cronometrico. Arazzi Bocco frusta in spalla, frustino al cielo, 1,10,4, 2 record nella stessa serata. Arazzi Bocco e Alessandro Gocciadoro, Leonardo Cecchi, tutto il team targato giallo. Arazzi Bocco 1,10,4 significa un secondo meno rispetto al record della pista precedente, 9 decimi meno rispetto a quello che aveva segnato non più tardi di un'ora e mezza fa Arazzi Bocco e Alessandro Gocciadoro. Merito a Deimos Racing e Enrico Bellei, Eric Bondo, di averci provato dal primo fino all'ultimo dei metri possibili, ma sul gradino più alto del campionato europeo va Alessandro Gocciadoro grazie a un super Arazzi Bocco.